der Erzengel Gabriel brachte die Botschaft Maria und sie hat vom Heiligen Geist empfangen. Laž di Senjer anosa Mariji. Ljudski rod je već 4000 ležao nemoćan, teško ranjen, nasmrt bolestan. Sin Božji potaknut smilovanjem, napokon ga dolazi posjetiti. Da bi ga izliječio, uzima na se svu našu bijedu. Uzevši tijelo u Marijinu krilu, opteretio tijelo svim prokljestvima koja smo mi zaslužili. Marija ti je dala tijelo koje je trpjelo za nas, Isuse. Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vacta i u vijeke vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Drugo radosno tajstvo, pohod Marije, rodice Elizabeti. La visita di Maria sua cugina Elisabetta, del besuch Marias bei ihrer Cousine Elisabeth, la visita di Maria a sa cousine Elisabeth. O Isuse, kako se dopustio da te prodaju ljudski sinovi? Juda se ipak prevario, vremenita bogatstva, zlato i srebro ne mogu se usporediti sa Sinom Božijim. Isusa se može imati samo u sjenu srca, u sjenu duše, u sjenu ljubavi, u sjenu žrtve. Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bjaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osavita one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, 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 Alleluia. Treće radosno tajstvo, rođenje Isusa u Betlehemu. La nascita di Gesù a Betlemme, di geburt Jesu in Betlehem, la naissance di Jésus au Betlehem. Od kada je došlo na svijet tvoje dijete Marijo, posvetilo se patnji. Uzevši našu ljudsku narav, Sin je Božji uzeo na sebe ljudsku bijedu. I on trpi koji je sama nevinost, a ja, bijedni griješnik, ne bih htio nimalo trpjeti. O Marijo, naša nebeska majko, koja se u svome srcu osjetila prvi Isuse uzdisaje, moli za me, ako smatraš da je dobro za me, izmoli mi ozdravljenje. Oče naš koji jest na nebesima, svetice ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako je sada i vacka i u vijeke vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, ostavite one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Aleluja, 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 aleluja. Četvrto radosno tajstvo, prikazanje Isusa u hramu. La presentazione di Gesù al Tempio. Jesus in tempio l'auge opfert. La presentazione di Gesù au temple. Slušamo Sveta Djevice Šimnov glas koji otkriva veo budućnosti. Tvoju će tako čistu, tako nevinu radost pomoti strašna bojazan. Tvoju će dušu probosti mač boli. Ti ćeš biti svjedokom ukrutne smrti svoga sina. Zar nećeš i s nama trpjeti, blažna djevice, koja si i naša majka? Oče naš koji jest na nebesima, svetice ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak dan i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vacta i u vijeke vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijeh, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Laudato si, o mi Signore, 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 laudato si. Peto radosno tajstvo, naše asce Isusovo u hramu, il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Jesus sam dritten Tage gefunden im Tempel, Jésus retrouvé au Temple. Sveta Majko, iako možemo sebi predočiti tvoju tjeskobu kada si opazila odsutnost svoga sina, odmah si pošla tražiti ga s bolom u duši. Želimo, Marijo, u ime svih bolesnih ili onih koji na bilo koji način trpe, posvetiti svoje patnje pobožnim sjećanjem na tvoje patnje, da kako stavljamo svoju bolest, cijeli život u ruke tvoga Sina Isusa, neka svime raspolaže. Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bjaše na početku, tako i sada i vacta i u vijeke vjekova. O moj Amen. Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Dođi duše svetosti, duše ognja, zapali nas. Dođi duše svetosti, duše ognja, zapali nas. Molimo žalostna otajstva krunice Šmersavte, Geheimnisse, Mister Dolere, Misteri Dolorosi. Prvo žalostno otajstvo, Isus se molio i znojio krvavim znojem Gecemanskom vrtu. Gesù prega e suda sangue l'orto degli olivi. Gesù scatenut brutke švice in Getsemani, lagone di Gesù. Isusov učenik Juda se prevario i zaplakao, ali to je bilo prekasno za njega. Zlato i srebro se ne mogu usporediti sa Sinom Božijem. Isusa se ne može kupiti, da netko ime Isusa mora dati svoje srce, mora i sam poći na križ. Oče naš koji jest na nebesima, sveca ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak dan i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bjaše na početku, tako i sada i vacda i u vijeke vjekova. O moj Amen. Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Misericordias Domini in aeternum cantabor. Misericordias Domini in aeternum cantabor. Drugo žalostno tajstvo, Isus privezan za stup i bičevan. La flagellazione di Gesù. Jesus wurde gegeißelt. La flagellation di Gesù. Iako si Isuse bio bičevan, popljuvan i do kraja osramoćen, nisi vikao. Strpljivo si podnio udarce. Isuse, daj nam snage da te možemo nasljedovati kad nas nepravedno udaraju, kad izobličuju naše lice, kad potpuno ponižavaju naše ljudsko dostojanstvo. Oče naš koji jest na nebesima, svetit se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak dan daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vacna i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. O Kriste, nomine Jesu. O Kriste, nomine Jesu. O Kriste, nomine Jesu. O Kriste, nomine Jesu. Treće žalosno tajstvo. Isus okrnjen trnjem. Gesù viene coronato di spine, deriso e condannato alla crocifissione. Jesus mit Dornen gekrönt, la corona de pin. Prihvatimo trnje ponižavanja koje nastaje iz služenja Božjoj riječi. Zar Isus nije rekao da učenik ne može biti iznad učitelja? Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naše svak dan i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dušnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vacna i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. S Isusom trpi njegova majka Marija. Bila je na Golgoti podno križa. Tu je postala našom majkom i našom suotkupiteljicom. S nama je večeras ovdje na poseban način i nikad nas ne ostavlja same u našim velikim kušnjama. Hrabri nas da je moguće pobijediti, pa i onda kada mislimo da bi duh ovoga svijeta mogao odgoditi ili potpuno uništiti Božji plan. Silenciju. Gledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, Majko mira moli za nas. Četvrto žalosno tajstvo, Isus nosi teški križ. Gesù condannato a morte sale al Calvario portando la croce. Jesus strida švere kreuz, il portman della croix. Ako se približimo čovjekovoj boli s ljubavlju i nježnošću, i ako prihvatimo vlastitu bol, to se zove susret s Isusom na Kalvariji danas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješni, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, ostavite one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Isuse moj, sjeti sa mene, kad budeš ti u tvome kraljestvu. Isuse moj, sjeti se mene, kad budeš ti u tvome kraljestvu. Peto žalosno tajstvo, Isus umire na križu. Gesù muore in croce, c'è lascia Maria. Naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, ostavite one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Sveta Marijo, sveta Bogorodice, sveta Djevo, Djevice, Majko Kristova, moli, moli za nas. Majko Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena. Moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna, Majko dobrog savjeta. Moli, moli za nas. Majko stvoriteljeva, Majko spasiteljeva, Majko cerkve, Majko naša. Moli, moli za nas. Djevice premudra, Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća. Moli, moli za nas. Djevice milostiva, Djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti. Moli, moli za nas. Uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna pobožnosti. Moli, moli za nas. Ružo otajstvena, tornju Davidov, tornju bjelokosni, kućo zlatna. Moli, moli za nas. Škrinjo zavjetna, vrata nebeska, zvijezda jutarnja, zdravlje bolesnih. Moli, moli za nas. Utočište griješnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, kraljice anđela. Moli,
proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha začeta. Moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli za nas. Molitva Duhu Svetomu, Veni Creator Spiritus, odođi stvorče duše svet. Odođi stvorče duše svet. Pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti, u grudi što nos stvori ih. Odođi stvorče duše svet. Ti naziva se tješitelj, blagodat Boga Svevišnjeg, studenac živi ljubav plam i pomazanje duhovno. Odođi stvorče duše svet. Darova se da razdaješ ti prste desne očeve. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci liberi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiremus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illas tuos misericordes oculos, et nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostenete. O clemens, o pia, o
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci siamo radunati per ascoltare la parola di Dio e celebrare il sacrificio di Cristo. Prepariamoci e chiediamo il perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò per strada il profeta Achia di Silo, che era coperto con un mantello nuovo. Erano loro due soli, in campagna. Achia afferrò il mantello nuovo che indossava e lo lacerò in 12 pezzi. Quindi disse a Geroboamo: prenditi 10 pezzi, poiché dice il Signore, Dio di Israele: ecco, strapperò il regno dalla mano di Salomone e ne darò a te 10 tribù. A lui rimarrà una tribù a causa di Davide, mio servo, e a causa di Gerusalemme, la città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi. Tako se Izrael udijelio doma Davidova sve do danas. Riječ Parola di Dio. Ja sam Gospodin Bog tvoj, a poslušaj glas moj. Ja sam Gospodin Bog tvoj, a poslušaj glas moj. nek ne bude u tebe drug. Ascolta, popolo mio, non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. A poslušaj glas
Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, seguano pure i loro progetti. Jesam Gospodine Bože tvoj, a poslušaj glas moj. O kad bi me narod Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. protivnike njegove. Jesam Gospodine Bog tvoj, a poslušaj glas moj. Alleluja, alleluja, alleluja. Pouči me, Gospodine, da Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Čitanje Svetog Evanđelja Dal Vangelo secondo Marco. u ono vrijeme In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi. Si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente, e comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa. Fa udire i sordi e fa parlare i muti. je sve učinio. Gluhima daje čuti, njemima govoriti. Riječ Parola del Signore. Ja sam Gospodin Bog tvoj, poslušaj glas moj. Io sono Gospodin u današnjem sono io il Signore tuo Dio. da ostanu vjerni njemu, da ne idu za lažnim Bogom. Nel Salmo Dio invita il popolo di seguirlo, di non seguire dei idoli, ma il popolo non lo ascolta. Stanje u sebe čini Loro disobbedienza fa loro cuori duri, im tako otvrdnu. così loro cuori sono duri, e cuore duro I da je fa che le orecchie siano tappate. glas Božji, Se la gente ascoltasse nego Božjim putem, la voce di Dio, se seguisse la via di Dio e non propria, lui vincerebbe tutte le tribolazioni e tutti i nemici. San Tommaso dice verzio ad Deo et conversio ad creaturam. Odvraćanje che il peccato è obraćanje stvorenju. allontanarsi da Dio e rivolgersi alla creatura. Klanja se, L'uomo con il peccato adora idoli, uomini. to činimo kad god se Lo facciamo quando adoriamo ideali di questo mondo, zadnjim krikom mode. quando Život oblikujemo u skladu
skladu s najnovijim trendom. Seguiamo la moda quando al centro delle nostre intenzioni mettiamo il corpo e guardiamo solo i nostri piaceri. Quando seguiamo le politiche e le ideologie, adoriamo idoli, quando cerchiamo di essere ammirati dalla gente, quando operiamo secondo il parere degli altri e facciamo tutto perché gli altri pensassero bene di noi. Quando per noi è importante cosa dice la maggioranza e non cos'è la verità. Così, adorando gli idoli, ci allontaniamo da Dio, scendiamo dalle sue vie e ci lasciamo al nostro cuore duro. E questo cuore duro viene facilmente ingannato se non è rivolto verso Dio. Così le orecchie sono chiuse, la lingua non è più sciolta. Non sentiamo più la voce di Dio che ci chiama, non sentiamo più la parola di Dio che si annuncia. Veniamo a messa e tornando a casa non sappiamo di che cosa Vangelo diceva, non sentiamo più le leggi di Dio, non seguiamo l'insegnamento e il magistero della Chiesa. La nostra lingua è legata, le labbra sigillate, non possiamo più dire la verità, non possiamo più predicare al Signore, annunciare la Sua parola. Ci vergogniamo della legge della Chiesa. Durante la messa parliamo perché ciò che pronunciamo non è verità del nostro cuore, ma ripetiamo le parole senza senso. Nel confessionale sentiamo dire non ho peccati e confessiamo peccati degli altri senza dire i propri. Questi sono frutti dell'adorazione degli idoli. Dall'altra parte, la conversione è allontanarsi dalla creatura e significa rivolgersi a Dio. La conversione è l'unica via per una vita autentica. Significa rivolgersi a Dio Creatore. Come all'inizio il Signore creava con lo Spirito Santo, con la sapienza ha modellato polvere, così anche la nostra sordità, le nostre labbra mute possono essere guarite. Affinché il Signore possa guarirci, dobbiamo essere umili. Dobbiamo conoscere noi e conoscere il nostro stato d'animo, riconoscere i nostri peccati, la nostra sordità. E nell'umiltà dobbiamo lasciarci guidare da coloro che conoscono bene la parola di Dio. Permettiamo nell'umiltà che i nostri cari ci guidino. Permettiamo che la Chiesa ci guidi. Permettiamo che la Madre Immacolata ci guidi. I santi, con il loro esempio, ci portino davanti al Signore. Permettiamo nell'umiltà di lasciarsi guidare. Il Signore, con il suo esempio, ci dice che abbiamo bisogno della preghiera per essere guariti. La nostra preghiera significa rivolgersi al Signore.
rivolgere il proprio sguardo, la propria mente al Signore. La nostra preghiera significa respirare nello Spirito Santo, esercitare l'umiltà nella conversione continua. Ogni conversione per noi è l'opportunità di rivolgersi al Creatore. Quando Gesù ha guarito questo in disparte, possiamo comprendere che la preghiera per la guarigione deve essere lontano dai rumori del mondo. La vera preghiera è permettere al Signore di guarirci nell'umiltà e nel silenzio del cuore. La preghiera è il modo di guarirci, farci creature nuove. Né umiltà né preghiera sono atti momentanei, ma sono espressione di una conversione continua. Tutto questo significa camminare sulle vie di Dio e questo ci permette che i sacramenti portino frutto nella nostra vita. Camminando su questa via, la Santa Confessione diventa espressione della nostra conversione e la Santa Messa non è più elencare qualcosa, ma veramente il sacrificio in cui offriamo i nostri sacrifici assieme con il sacrificio di Cristo sul Calvario, così riceviamo l'amore, così già sulla terra diventiamo partecipi della gloria celeste. Perciò oggi decidiamoci di camminare sulla via della conversione, rifiutiamo tutti gli idoli e rivolgiamoci al Signore e nella preghiera confidiamo nell'intercessione della nostra Madre Celeste, che era sempre rivolta verso il Signore. Preghiamo gli uni gli altri. Preghiamo per gli uni per gli altri per non perdere le forze sul cammino della vita. Amen. Supplichiamo il Padre ricco di misericordia. La comunità cristiana sia libera nel suo agire e generosa nel perdono. Preghiamo. Ogni fratello bisognoso trovi ciascuno di noi e la Chiesa sensibili a gesti d'amore. Preghiamo. Quanti si sono allontanati da Dio riconoscano la loro dignità di figli. Preghiamo. Il nostro Paese trovi la forza per affrontare e risolvere tutti i problemi. Preghiamo. O Padre, porgi il tuo orecchio alla nostra supplica e libera anche il nostro cuore dal maligno che lo insidia e lo tenta. Per Cristo nostro Signore. Amen. Darovat Tvojich, ci dava svijetu
Molite, braće i sestre, da moja i vaša Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodin Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Gospodinu našem. Amen. Gospodin Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. uistinu È je veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabat, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. uistinu sveci Gospodin. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Kad se Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. za vas predati. Isto tako, pošto večeraše Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. činite meni na spomen. Tajna vjere. Mistero della fede. Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi, Petare Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim za Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isus, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. mir Gospod, La pace del Signore sia sempre con voi. pružite mir jedni drugim. Cambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata, peccata mundi, non nobis pacem. evo jaganjca Božjeg, Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Za svetu Per la Santa Comunione uscite dalle vostre panche, fate le file e giratevi gli uni verso gli altri. Voi che siete fuori dalla Chiesa, per favore entrate in Chiesa per fare la Santa Comunione.
Svaka crkva Bogom živa na oltaru Krista skriva i kroz danu javlja nama. Ja sam s vama, ja sam s vama. Ja sam s vama, Isus veli s nama ostat, žarko želi nog pod svetim prilikama, srce kuca, ja sam s vama. Pomolimo se. Gospodine Bože naš, Preghiamo, o Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice. Fa che uniti a Cristo in un solo corpo portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Nakon završnoga misnoga blagoslovlja Dopo la messa preghiamo ancora Credo, Sete Pater Ave Gloria, segue benedizione degli oggetti sacri e venerazione della Santa Croce. Gospodin s vama, Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiamo inginocchiati. vjerujem u Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Oče naš, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. zdravo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. slava Otcu Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebu, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. zdravo Marijo, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. slava Otcu Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji je Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebesu, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Oče naš Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Kraljice mira, Regina della pace, prega per noi. Segue benedizione degli oggetti sacri. Sred te se pećine Marija javi, izrajske visine svake pozdravi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Blagoslov nabožnih predmeta. U ime Benedizione degli oggetti sacri nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Dio ci ha scelti per la santità, Lui sia con tutti voi. Ascoltiamo la lettera ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Benedetto sii tu, o Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza e fa che, portando questi segni di fede e di devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo, Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio, che per mezzo della Beata Vergine Maria ha ridato la gioia al mondo intero, vi colmi dei suoi favori. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso segue venerazione della Santa Croce.
Gesù,
Gospodine Isuse, Signore Gesù, evo nas pred Tobom siamo qui davanti a te, davanti alla tua croce. Croce Santa, con fede guardiamo la tua croce. vjerujemo u tajnu otkupljenja koja se Crediamo nel mistero della redenzione avvenuto sulla croce. i s nadom. Guardiamo con speranza. Jedina nado, Saluto, Croce Santa. latinska pjesma Ave Crux spes unica. Saluto, Croce Santa, l'unica speranza. Koliko gledamo u Tebe na križu, Non guardiamo tanto la croce quanto te sulla croce, perché questa è espressione del tuo grande amore verso di noi. Ti nas i dalje ljubiš. Nei momenti più difficili della tua vita tu ci ami. Isuse, za Grazie Gesù. Questo amore così grande.
Gospodine Isuse, Signore Gesù, znamo sappiamo čovjekova najveća nesreća che il peccato è la disgrazia più grande dell'uomo, perché ci allontana da Dio. i sva čovjekova nastojanja da se pomiri s Bogom E ogni tentativo dell'uomo di riconciliarsi con Dio sarebbero inutili se non ci fosse stata la tua passione, con la quale hai stabilito la pace tra Dio e l'uomo. Era l'atto del tuo amore verso il Padre e verso noi uomini koji je Otac prihvatio che il Padre ha accolto e ci ha contraccambiato con il perdono, donandoci la sua grazia. to nas Isus toliko nadilazi Questo ci supera tanto jer nismo navikli e non siamo abituati al sacrificio. i kad gledamo tebe Isuse, tvoju svu, Quando guardiamo te, Gesù, il tuo santo sacrificio, možemo te samo possiamo soltanto pregarti con umiltà di rinnovare in noi il senso del sacrificio.
milosti o nama. Nauči nas, Gospodine, ljubiti, kao što si ti ljubio nas. O Isuse, o Isuse, o Isuse, smiluj nam se. O Isuse, o Isuse, o Isuse, smiluj nam se. Insegnaci, Signore, a perdonare, come anche tu ci hai perdonato. Insegnaci, Signore, ad amare, come anche tu ci hai amato. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me. Teach us, oh my Lord, to forgive, just as to us you show forgiveness. Teach us, oh my Lord, how to love, just as everyone of us you love. Have mercy, have mercy, have mercy, Lord Jesus Christ, have mercy. Have mercy, have mercy, Lord Jesus Christ.
Gospodine Isuse, Gesù, mi te ljubimo i znamo sappiamo si mogao spasti svijet. che hai potuto salvare il mondo in modo diverso, Ali ti si htio ma da tu bude, hai voluto che fosse proprio così. mnogo si propatio, Hai sofferto molto, neizrecivo ponižen. tantissimo, condannato, anche se eri innocente, Trnovu krunu su ti stavili celato, da ti se rugaju. coronato di spine per deriderti, Konac poniženja je bio e il culmine dell'umiliazione era kriminalac. Morao nositi svoj križ quando hai dovuto portare la tua croce nella tua città, Gerusalemme, davanti agli occhi di tutti. a vrhunac patnje Il culmine della sofferenza hai vissuto nella crocifissione. da Isusa gledamo raspetoga. Tutti guardiamo crocifisso. Raspeti Isuse, molimo te. Gesù crocifisso, ti preghiamo, perdonaci. Oprosti nam jer Sì. shvaćamo da su te naši grijeh Che comprendiamo che i nostri peccati ti hanno crocifisso. Isuse. Perdonaci, o Gesù.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gospodin, Il Signore sia con voi. po znamenju Isusovog svetog Per la forza della Santa Croce di Gesù vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. ostanite u miru. Pace. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Preghiera a San Leopoldo Mandic. O caro San Leopoldo, tu hai sempre aiutato e consolato quanti ricorrevano a te nelle loro necessità spirituali e materiali. Animato da grande confidenza, anch'io ricorro a te, così ricco di benevolenza e generosità. Nella tua vita hai provato il turbamento e la fatica di vivere con il tumore. Stammi vicino. Tu conosci la mia angustia e trepidazione. Vieni in mio aiuto. Sorreggi la mia fede, rafforza la mia speranza. Ottienimi la grazia di affrontare la sofferenza e le cure del mio male, superando positivamente questa prova. Intercedi presso il Padre affinché il mio cuore trovi la pace e la serenità vera. Fa che io possa, con animo riconoscente, ringraziare quel Dio misericordioso che tu stesso proclamavi medico e medicina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, nostro Padre, che in Cristo tuo Figlio, morto e risorto,
Hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo, paterna presenza di consolazione, infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Leopoldo Mandice, prega per noi. Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Benedici il Signore, anima mia, che troviamo al numero 78.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di gioia, pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ecco, prima di accostarci a celebrare questa Eucaristia, ci poniamo dinanzi al Signore, quel Gesù che è qui in mezzo a noi, che fa parte di questa nostra assemblea e ci rende disponibili ad accogliere il perdono del Padre, quel perdono che deve rendere il nostro cuore, come dirà la parola di Dio, aperto ad accogliere la sua parola, quella parola che è fondamento per la nostra vita, che è nutrimento per la nostra vita. Ma in questo momento accogliamo anche il perdono e la misericordia. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella luce dello Spirito Santo guidi il cuore dei credenti alla conoscenza piena della verità. Donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò per strada il profeta Achia di Silo, che era coperto con un mantello nuovo. Erano loro due soli in campagna. Achia afferrò il mantello nuovo che indossava e lo lacerò in 12 pezzi. Quindi disse a Geroboamo: prenditi 10 pezzi, poiché, dice il Signore, Dio di Israele, ecco, strapperò il regno dalla mano di Salomone e ne darò a te 10 tribù. A lui rimarrà una tribù a causa di Davide, mio servo, e a causa di Gerusalemme, la città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Ascolta, popolo mio, non ci sia in mezzo a te un Dio straniero e non prostrarti a un Dio estraneo. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Ascoltiamo, Signore, la tua voce. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguano pure i loro progetti. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. È parola del Signore. Apri, o Signore, il nostro cuore, la nostra mente, la nostra volontà, la nostra storia, perché la nostra mente, il nostro cuore e la nostra storia possa accogliere le parole del Figlio tuo, le parole di Gesù. Credo siano parole che fanno riflettere ognuno di noi. Ognuno di noi. Quante parole ascoltiamo, sentiamo durante le nostre giornate, quante parole utili e quante parole inutili ascoltiamo, quante parole che ci danno la forza per affrontare la nostra quotidianità, per affrontare le nostre difficoltà, per affrontare le nostre paure. Quante parole invece ascoltiamo e queste parole ci creano paura, ci creano difficoltà. Ecco allora, chiedere al Signore che ci aiuti veramente la conoscenza, la verità delle parole che ascoltiamo. E la pagina del Vangelo ci dice che la parola vera, la parola giusta, la parola che ci aiuta a vivere la nostra quotidianità è la parola che esce dalla bocca di Gesù. Colui che è venuto per indicarci con la sua vita e con la sua parola, a indicarci la strada perché? Ma perché ognuno di noi possa vivere bene la sua vita, la possa vivere in pienezza, la possa vivere in gioia e serenità. Apri, o Signore, il nostro cuore, fa che accogliamo la tua parola. Forse non voglio fare polemica, ma forse tante volte siamo più portati ad ascoltare le parole magari di qualche veggente o di qualche mezza santona, o anche magari di qualche santo, che lo mettiamo in prima linea. E magari la parola di Dio, quella parola che è aiuto e forza e discernimento per la nostra vita, magari non ce la ricordiamo neanche, o abbiamo la scusa di dire: ma è una parola un po' strana, stentiamo a capirla. E allora andiamo da questi veggenti del tempo, che ne dicono di tutti i colori, e più le dicono strane e più ci corriamo dietro. Ma sa, quella lì ha detto.
quello lì ha detto questo, quella là ha detto questo. Dobbiamo seguire quella lì. Perché? Ma perché ha visto la Madonna, perché ha visto questo, perché ha visto quello, ha visto quell'altro. E allora corriamo dietro a quelle. Invece la parola che Gesù ci offre, che è la parola che deve aiutarci e ci aiuta a vivere bene la nostra vita, la lasciamo in un cantone. Le ultime parole della pagina del Vangelo di oggi. Ha fatto bene ogni cosa. È l'elogio, uno degli elogi più belli che sia stato rivolto a Gesù. Ha fatto bene ogni cosa. Credo che possiamo anche noi, ognuno di noi, avere questo elogio, ma lo possiamo avere se seguiamo quella parola che Gesù ci offre quotidianamente, quella parola che ci aiuta a vivere bene. Ed ecco, allora abbiamo la possibilità che Gesù ha fatto bene ogni cosa. Credo quante volte nella nostra quotidianità incontriamo la possibilità di scegliere la positività o la negatività. Se seguiamo la parola di Gesù, seguiamo sempre la positività. Quando c'è bisogno del perdono, c'è bisogno dell'accoglienza, c'è bisogno della misericordia. Ecco che allora Gesù ci indica che risposta dare. Allora possiamo dirci, ognuno di noi, ho fatto bene, non per metterci sulla cresta, non per dirci bravi, ma perché abbiamo cercato di vivere bene la nostra vita, la nostra storia. Bene, chiediamo al Signore che il nostro cuore sia aperto, che la nostra vita sia aperta ad accogliere quella parola che è vita per ognuno di noi. Che Gesù ci aiuti. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi segno di salvezza. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti offriamo e purifica i nostri cuori con la luce dello Spirito Santo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
Rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Elevato al di sopra dei cieli ed assiso alla tua destra, egli secondo la sua promessa ha effuso sui figli d'adozione lo Spirito Santo. Per questo mistero di santità e grazia, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Di Giuseppe, Francesco, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora ci rivolgiamo a Dio che è nostro Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la nostra fede e la fede della tua Chiesa. Dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Dona
Preghiamo. L'effusione dello Spirito Santo, o Signore, purifichi i nostri cuori e li renda fecondi con la rugiada della sua grazia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore e di altre malattie. Assisti quanti sono al servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione di questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona giornata. O Maria Santissima, 173.
Preghiamo insieme per gli ammalati oncologici. Con questa preghiera preghiamo per tutte le persone di tutte le età a cui è stato diagnosticato un cancro. Noi invochiamo la guarigione perché ritrovino la salute, pur essendo coscienti che si tratta di una malattia che in alcuni casi è molto aggressiva. Tuttavia confidiamo nell'aiuto del Signore perché sostenga gli ammalati, perché dia loro la forza e conforto, perché sia di supporto per i loro familiari, e preghiamo anche per tutte le persone che in vari modi si prendono cura degli ammalati. Lascio un istante di silenzio per prepararci alla preghiera e per ricordare anche le persone per cui vogliamo offrire questa preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e allontani l'ansia che preme così forte sopra il loro cuore. Per l'angoscia che voi sperimentaste in tante simili occasioni, abbi compassione di noi che soffriamo e che con fiducia attendiamo il vostro intervento presso il divino cuore del nostro Gesù crocifisso. O cara Santa Rita, guidate le nostre intenzioni in queste nostre umili preghiere e ferventi desideri, emendando i peccati del passato e ottenendo il perdono di tutti i peccati. Abbiamo la dolce speranza di godere un giorno Dio in paradiso insieme con voi per tutta l'eternità. Amen. Santa Rita, patrona dei casi disperati, pregate per noi. Santa Rita, avvocata dei casi impossibili, intercedete per noi. Amen. Preghiera a San Giuseppe per chiedere una grazia. Carissimo San Giuseppe, tu che hai accolto Gesù come se fosse tuo figlio e Santa Maria come tua moglie, mi rivolgo a te per tutto quello che hai fatto per loro. Tu li hai difesi e custoditi con coraggio. Con il duro lavoro hai sostenuto la Santa Famiglia e ti sei preso cura di lei, dimostrandole il tuo amore. Tu sei stato forte nella fede. Hai preferito essere giusto davanti a Dio che apparire giusto davanti agli uomini. Ora sostieni anche il nostro cammino. Aiutaci a crescere nella fede. Difendici dai tranelli del male e intercedi presso il Padre Celeste per questa grazia che ti domandiamo, affinché il male sia vinto dal bene e si compia la santa volontà di Dio. Amen. Preghiera a San Pellegrino, invocato per i malati di tumore. San Pellegrino, veniamo a te con fiducia, perché tu interceda per il nostro fratello ammalato. Egli è gravemente infermo. Tu, che sostasti orante presso la croce ed ora vivi nella luce perenne del cielo, intercedi presso il Signore risorto, perché stenda su di lui la sua mano potente e lo guarisca dalla malattia che lo affligge. Tu, servo fedele della Vergine Santa, intercedi presso il Signore della gloria, perché liberandolo dalla sofferenza che lo tormenta, mostri la potenza del suo amore salvifico. Tu, frate insonne nella supplica, intercedi presso il Signore della vita, perché dileguate le tenebre della malattia, il nostro fratello gioisca nella luce della recuperata salute e corra a rendere grazie a Gesù Salvatore. Ascolta, San Pellegrino, la nostra preghiera. Intercedi per il nostro amico infermo, come il centurione per il suo servo, come Marta e Maria per il fratello Lazzaro,
come la Vergine per gli sposi di Cana, perché anche lui sperimenti l'efficacia della tua protezione sui poveri e gli ammalati. A Dio Padre, Figlio e Spirito, la cui santità rifugge in te, pellegrino, ogni onore e gloria nei secoli eterni. Amen. O Padre pio, amato testimone di Gesù Cristo sulla terra, devoto figlio della Beata Vergine Maria, sono qui in preghiera per chiederti di intercedere presso Dio Onnipotente, perché nostro fratello possa essere liberato dal cancro che lo affligge e tormenta la sua vita. O Padre Pio, da quando gli è stato diagnosticato un tumore sembra che tutto intorno stia crollando. San Pio, non lasciare che il cancro continui a diffondersi nel suo corpo. Allevia i suoi dolori, gli effetti collaterali delle cure e placa le sue sofferenze. Sostienilo nell'affrontare questa lotta contro il tumore con coraggio e pace interiore. Tu che hai operato miracoli e guarigioni, per intercessione tua, Dio Onnipotente, ascolti la nostra supplica. O Padre Pio, prendi la sua mano nella tua e cammina con lui verso la guarigione da questo terribile tumore. Padre Pio, rafforzalo nella fede durante questa sua battaglia contro il cancro. A Dio Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, la cui magnificenza risplende in te, Padre Pio, ogni onore e gloria nei secoli eterni. Amen. E ora la benedizione per voi e per le persone per cui abbiamo pregato. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti auguro di cuore un buon proseguimento. Il Signore ti accompagni in ogni momento della tua giornata e ti custodisca nella pace. Un carissimo saluto e pace e bene. Abbi cura di te. La compieta, la preghiera prima di andare a dormire. Preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo, con amore di Padre. Dona salute al corpo e fervore allo spirito. La tua luce rischiari le ombre della notte. Nel sonno delle membra resti fedele il cuore e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trino ed Unico, nei secoli sia gloria. Amen. Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera. Quando ti invoco rispondimi, Dio mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.